Cominciamo a parlare di ex Ilva anche oggi, perché oggi è il giorno in cui il sindaco di Taranto Piero Bitetti incontra il ministro Adolfo Urso, un tavolo separato dedicato allo stabilimento ionico. Un altro tavolo invece con le istituzioni locali è in corso per le fabbriche in Liguria. Ma perché questa grande differenza fra Taranto e Genova? Perché si reagisce anche in maniera diversa tra gli operai? Proviamo a fare un'analisi, proviamo a chiedere lumi a Salvatore Romeo, storico, autore di una delle più belle pubblicazioni sulla fabbrica, che è L'acciaio in fumo. Buongiorno Romeo. Buongiorno. Allora, innanzitutto le faccio la prima domanda, come dire, quasi d'obbligo. Che idea si è fatto? La fabbrica sta andando veramente in fumo? È finita? Ma guardi, l'idea che ci si può fare da questi giorni è quella di una grande confusione, anzitutto da parte del governo, perché noi quest'estate, ricordiamoci, era stato prospettato un piano con delle innovazioni tecnologiche importanti, c'era stata anche tutta una polemica del governo contro il comune di Taranto perché non era disposto ad accettare il rigassificatore, eccetera, eccetera. E adesso scopriamo che il re è nudo, verrebbe da dire, nel senso che di piani non ce n'è, almeno di piani a lungo periodo, di piani quindi con una prospettiva concreta. Abbiamo un piano a cortissimo periodo che sostanzialmente dovrebbe accompagnare lo stabilimento di qui a marzo, e poi c'è una grande, enorme incognita. Questa secondo me è una cosa molto grave. Perché due tavoli separati? Hanno deciso, secondo lei, magari il governo ha deciso che paradossalmente al nord si può salvare di più, c'è qualcosa di più salvabile di Taranto, che ormai sembra destinata, come dire, a questo ciclo corto, questa mini fabbrica verso il futuro? Guardi, questa è una cosa molto pericolosa, mi permette di dirlo, perché spezzettare il ciclo produttivo di Ilva vuol dire consegnare non solo Taranto ma anche Genova ad un destino pieno di incognite, per una ragione molto semplice: è un ciclo profondamente integrato, perché Genova lavora i prodotti che si realizzano a Taranto, cioè a Genova si fa, diciamo, l'ultimo miglio della fase produttiva, cioè le rifiniture, la banda stagnata, il laminato a freddo, eccetera. Spezzare questo ciclo, spezzare questo legame, che dal punto di vista economico è fondamentale perché serve ad aggiungere valore alle produzioni, vuol dire mettere entrambi gli stabilimenti in una posizione economica molto molto precaria. E questo secondo lei sarà la soluzione, o quantomeno è quella che il governo sta percorrendo, o c'è ancora margine per cercare soluzioni, come dire, che tengano insieme tutto lo stabilimento da nord a sud? Io mi auguro che non sia questa la soluzione, perché, ripeto, sarebbe un problema sia per Taranto che per Genova, quindi per l'intera filiera, diciamo. Mi auguro poi che il governo faccia un ragionamento di più ampia portata, perché qui dobbiamo interrogarci anche sul ruolo di questi stabilimenti. Quest'estate, dicevo, era stato prospettato un piano molto ambizioso che prevedeva una innovazione tecnologica che ormai si sta imponendo a livello europeo, e quindi c'era la possibilità di fare investimenti importanti e di suscitare nuove economie, perché quando parliamo di innovazione tecnologica parliamo quindi di ricerca, parliamo di anche impianti produttivi di alto livello, appunto, di innovazione. Ecco, bisognerebbe fare un discorso su questo, nel senso, oggi la siderurgia europea si trova di fronte ad una transizione ecologica, tecnologica, eccetera, e questo implica innovazione, implica un salto di qualità sul piano tecnologico. L'Italia lo vuole fare questo salto, o vogliamo rimanere fermi e addirittura andare indietro? Romeo è d'accordo sull'idea che però tutto questo può farlo solo lo Stato? Cioè, chi sarebbe il privato? Quale privato sceglierebbe di arrivare qui, prendersi questo catorcio così com'è e buttarci dentro tutti sti soldi? Ma guardi, il problema non è solo Taranto, perché la settimana scorsa, per esempio, l'Assemblea nazionale francese
quindi la Camera bassa francese ha votato una legge per nazionalizzare gli stabilimenti di ArcelorMittal, che in Francia sono la gran parte, della produzione siderurgica. Quindi il problema della siderurgia non è soltanto tarantino o italiano. Noi ci troviamo, dicevo prima, di fronte alla necessità di una transizione tecnologica e ambientale che anche i grandi gruppi privati come ArcelorMittal si stanno rivelando incapaci di gestire. Questo è il punto. Ed è una questione europea, non italiana, attenzione. Certo. Quindi è evidente che serve un intervento pubblico, serve in Italia come serve negli altri paesi europei, dove un po' tutti i gruppi siderurgici sono in difficoltà, e partire dall'intervento dello Stato italiano sarebbe magari anche dare un segnale agli altri paesi europei della direzione in cui bisogna andare. Grazie come sempre per la puntualità e la precisione a Salvatore Romeo, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata, salve.